Nonostante gli imprevisti, è partita a Favara la tradizionale fiera. Sono oltre 200 gli stand allestiti lungo le vie Cicero e di Francisca e Ambrosini. Nella villa intitolata al grande costituzionalista, l'amministrazione comunale ha organizzato diversi spettacoli che animeranno le serate. Il programma completo delle manifestazioni è stato illustrato dal sindaco Rosario Mancanella e dall'assessore al ramo Rosetta Monreale in una conferenza svolta al Castello Chiaramonte. Quest'anno, in particolar modo, la fiera sarà animata da 2 serate, quella del sabato e quella della domenica. Il 24 oggi sarà lo spettacolo dedicato a una band agrigentina, Siciliano Sono, costituito da 8 ragazzi. E sarà lo spettacolo presentato da entrambe le serate, da Salvatore Fazio e Simona Miceli, mentre quella della domenica sarà diversa. Intorno alle 6 partirà dal Martin Luther King l'associazione i Fabaria Folk, si farà il giro per tutta la fiera con i canti e balli tipici siculi, per poi fare una mezz'oretta di spettacolo all'interno della Villa Ambrosini, e poi ci sarà un'oretta di spettacolo dai bambini dell'associazione Palladium, e poi ci sarà un altro spettacolo di mezz'oretta da un gruppo di artisti, e vi invito a venire perché sarà uno spettacolo, una sorpresa di danza arte contemporanea, completamente diverso rispetto al solito spettacolo che siamo abituati a vedere. Alla fine poi lo spettacolo sempre della domenica sarà concluso dai ragazzi del Palladium. È una fiera storica che noi ci portiamo dietro negli anni ed è una tradizione che vogliamo continuare a mantenere, sebbene quest'anno siamo stati costretti prima per le elezioni, poi per lo sciopero di Netturbine a spostarlo proprio nei giorni 24, 25 e 26 di questo mese. Dalla Sala del Collare, il primo cittadino ha anche annunciato che la zona stadio, da anni adibita al location della fiera, dal 2014 potrebbe cedere il posto all'area mercati e fiere, il cui bando di aggiudicazione ai privati è in fase di espletamento. Ci auguriamo che questa sia la penultima sede o la penultima volta che si svolge la fiera in questa sede, perché proprio in questo mese di dicembre sarà espletata, finalmente sarà completata una gara per l'aggiudicazione della costruzione di un nuovo mercato che sarà poi aperto tutto l'anno e non creerà problemi e disagi ai cittadini che oggi orbitano in queste 2 zone, e per questi disagi io chiedo scusa alla città di Favara, ma purtroppo un posto dovevamo trovarlo dove fare la fiera, o questo un altro avrebbe comunque creato sicuramente disagi anche ad altra parte della popolazione.